Agrigento, in occasione del 30° anniversario della morte di Leonardo Sciascia, nei locali della Biblioteca Lucchesiana diretta da Don Angelo Chillura, è intervenuto con una lectio magistralis intitolata 30 anni senza Sciascia. La sua memoria ha un futuro. Lo scrittore ed editorialista del Messaggero e del Corriere della Sera, Matteo Collura. La conferenza è stata preceduta da una proiezione di un filmato realizzato da Diego Romeo, che ha registrato un breve colloquio tra Matteo Collura e la figlia di Leonardo Sciascia, Anna Maria, nella casa di Palermo del suo genitore. Ritengo che Il Gattopardo sia il romanzo italiano più importante dopo I Promessi Sposi, anche se parla della Sicilia. L'Italia in fasci allora. Il romanzo di Lampedusa traccia il ritratto più emblematico e più... A 30 anni dalla sua scomparsa, Sciascia, contrariamente a quanto avviene in Italia con gli scrittori, con gli artisti in genere, è uno scrittore molto ricordato, perché ha inciso proprio sulla storia di questo paese, sulle emozioni di questo paese, proprio è stato la sua coscienza, insomma, ecco. E poi ha lasciato questa grande lezione di libertà, che è difficile trovare in un altro scrittore, uno scrittore che si può permettere il lusso di aprire un suo libro, che poi è l'ultimo, con queste parole: preferisco perdere lettori anziché ingannarli. È uno scrittore, non ce ne sono molti come lui, insomma, ecco. Per questo è giusto ricordarlo. Non incasellabile, cioè perché è uno scrittore che sfugge alla tradizione letteraria italiana. Lui si collega ai J'accuse dei francesi e al Manzoni della storia della colonna infame, cioè alla letteratura come denuncia vera, come testimonianza di denuncia. Come dicevo, la letteratura è uno specchio, cioè la letteratura consente a chi legge di guardarsi allo specchio e eventualmente correggere i propri difetti. Non intendo difetti fisici, naturalmente, ma i difetti dell'organizzazione sociale, eccetera. Ho dedicato questa conferenza a Fabio De Vecchi, qui ad Agrigento, perché lui è un agrigentino che manca agli agrigentini, manca moltissimo a me, che gli sono stato amico, era anche un mio parente, ma era soprattutto un mio amico dolcissimo, che mi manca molto. Il primo sentimento che devo manifestare è il sentimento di gratitudine e di gioia, perché è stato un evento, gratitudine a Matteo Collura, perché la sua lezione magistralis è stata straordinaria, ha fatto conoscere la figura di Leonardo Sciascia, evidenziando in modo particolare la sua grande libertà, un uomo che ha lottato per la giustizia, per gli impegni sociali, un uomo che credeva nel potere delle idee come guida della storia. Ma in un certo modo una figura politica che non possiamo certamente riassumere. Ecco, un momento importante per la Biblioteca Lucchesiana, e questo grazie a Matteo Collura, che ha tracciato una biografia, una descrizione del nostro grande scrittore Leonardo Sciascia. E la Lucchesiana in questa maniera si colloca all'interno del progetto culturale della città di Agrigento, dando il suo contributo perché questa città possa crescere, perché questa città possa continuare ad andare avanti, proprio facendo riferimento a quell'affermazione di Sciascia: sono le idee che muovono il mondo, non è il semplice fare che può produrre dei cambiamenti, ma sono le idee che devono portare avanti l'evoluzione, lo sviluppo della società. E la Biblioteca Lucchesiana vuole continuare ad essere, secondo la finalità voluta dal fondatore Lucchesi Palli, laboratorio culturale, quindi non semplicemente un bene monumentale, certamente lo è, da visitare, ma principalmente laboratorio di cultura, occasione di incontro delle varie realtà del territorio. Un giorno questa mia mano strinse la mano di Leonardo Sciascia. Grazie.